Rieccoci insieme, stavamo vedendo appunto delle slide dei rincari, però lei prima stava precisando una cosa che poi ha completato un po' fuori onda. Volevo tornare sulla questione di questo consorzio per l'acquisto dell'energia. Sì. Vale per Padova e provincia, perché voi siete CNA Padova e vale... provincia, però in realtà precisiamo anche chi è fuori, chi è l'artigiano che volesse aderire, se fate massa critica è meglio. Certo, perché attraverso il consorzio più riusciamo a far massa, più aziende sono associate, più nel mercato libero si riesce a comprare una quantità sempre maggiore di kilowatt di corrente o di metri cubi di gas. Facendo così si riesce ad abbassare il prezzo di acquisto, perché più io compro meno mi costa, e poi quella riduzione riesco sempre a girarla alle imprese associate. Tenga presente che si può arrivare anche a risparmiare fino a un 30% di quello che si sta pagando oggi come bolletta attraverso il consorzio, non è poca cosa. In più gestiamo da parte amministrativa tutta la rendicontazione delle bollette, dei consumi, si va a vedere se ci sono delle anomalie. Quindi facciamo l'esempio, hai portato l'esempio della parrucchiera se non sbaglio, no? C'era lì nell'esempio lo studio di estetica, perché è un artigiano. Decide dice questa cosa mi può interessare, mi informo con CNA, deve essere iscritto a CNA sostanzialmente, però essendo artigiano ha già delle possibilità di accesso, mentre un commerciante che si è sostretto non può farlo. No, può fare chi vuole, chi vuole può aderire al nostro consorzio. Okay. Il nostro consorzio non è solo vincolato agli artigiani del CNA, il nostro consorzio sicuramente per gli artigiani della CNA che si associano ha delle cose in più. Per chi non si associa però come CNA ma che vuole entrare a far parte del consorzio, per riuscire a ridurre il costo della propria bolletta, può farlo tranquillamente, insomma, questo sì. Può fare tranquillamente. E le analisi che abbiamo visto finora, abbiamo visto che ci sono circa il 30% di risparmio, in certi casi anche qualcosa di più, ma la media è quella, nei confronti delle aziende che si associano al consorzio, perché, ripeto, il consorzio acquista nel mercato libero energia, gas e poi lo rivende alle imprese associate al consorzio. Questo fa il consorzio. Più io riesco a acquistare kilowatt elettrici o metri cubi di gas, più mi si abbassa il prezzo, logicamente fino a una certa soglia, però riesco anche a trattare il prezzo, perché si tratta in borsa poi i prezzi di acquisto dell'energia, e questo prezzo riesco poi a girarlo alle nostre imprese associate, riducendo poi proprio i costi in confronto alle bollette normali che troviamo anche del 30%. Questa è una gran bella cosa che è stata fatta dalla CNA proprio per aiutare le imprese. Assolutamente. Imprese, quindi, ma l'impresa che dimensioni deve avere? Allora l'analisi noi la facciamo a imprese anche di 2 persone, però logicamente il costo delle imprese di 2 persone certe volte non collima con quello che può avere come riscontro nel consorzio. Quindi come se più dimensione hai, più i vantaggi sono. Come dicevo prima, giustamente, i funzionari del consorzio dice: guarda, non hai convenienza a venire di qua, stai pure dove stai. Qualora l'impresa dovesse incominciare a essere in 3-4 persone, dovessero avere dei macchinari che cominciano ad assorbire molta corrente e quant'altro, allora ha inconvenienza a passare di qua. Se io ho un ufficio che consumo 3 kW di corrente, non è che faccio un salto grande e risparmio il 30% se vado nel consorzio, però se sono un'impresa che a regime ho, come abbiamo visto prima, perché il dato che l'ho fatto vedere prima della meccanica, stiamo parlando di un'azienda media che ha sui 16-18 kW di potenza impegnata, che pago 4.500 euro, adesso me ne trovo a pagare 11.000, sicuramente sono certo che qui il risparmio lo trova sicuramente. Ecco, come consorzio, dicevo, i funzionari che si sono dentro sono bravissime persone, sono ingegneri e sono anche dirigenti nella nostra associazione. Siamo in grado proprio di valutare e di consigliare l'azienda, perché per noi è importante aiutare l'artigiano, per noi è importante dare proprio quelle risposte che l'artigiano cerca di aiuto, e allora mettiamo in piedi questi servizi qua, consorzio che ti dà delle risposte, ti fa risparmiare un 30%, ti gestisce la bolletta, te la verifica, perché certe volte non ci si accorge neanche, ma attraverso la bolletta che uno la sa leggere si rende conto che c'è un consumo anomalo di corrente. Allora si va a fare anche della consulenza, cercando di mettere a posto i consumi anomali per fargli risparmiare quello più corrente. Certo. Ci sono proprio delle cose sotto proprio, che noi come associazione riusciamo a dare alle nostre imprese e anche chi vuole associarsi da noi e al nostro consorzio, che veramente fa la differenza. Ci sono aziende artigiane particolarmente energivore? Ce ne sono.
perché perché magari hanno comprato i capannoni nuovi per cui devono anche utilizzare le fonti rinnovabili che non sono sufficienti, vuoi perché hanno fatto innovazione, riescono a ridurre i costi notevolmente. Ma anche questa valutazione la facciamo sempre attraverso dei consulenti e diamo delle informazioni alle aziende che stanno proprio approcciando a questi progetti o a questi percorsi di innovazione dal punto di vista energivoro, dal punto di vista di qualificazione energetica anche, perché poi un'azienda si sa è sempre in evoluzione, o cresce sempre, è difficile che sia ferma, per cui ha bisogno sempre di impianti nuovi, di macchinari nuovi, per cui di consumi più. Per cui come associazione noi accompagniamo sempre questi processi e diamo proprio delle indicazioni e degli aiuti alle persone, ai nostri artigiani. Assolutamente. Buongiorno Elena, la mia bolletta della corrente 65 euro è passata a 149. Ditemi voi, e sui canali nazionali continuano a parlare del Quirinale e del Covid Novax, pazzesco, lo dico io. Purtroppo questo è uno dei messaggi che si diceva prima, queste realtà qui non fanno altro che creare tensioni, sempre di più, perché poi certe aziende cosa faranno? Nel momento che la marginalità con cui lavoravano prima era già al limite, si troveranno costrette a dover alzare i listini e questi listini o i prezzi verranno sempre riversati al cittadino o altre realtà, per cui il cittadino che si trova anche lui a sua volta a dover pagare la bolletta che ha avuto un rincaro si frena. Frena perché se deve cambiare la macchina non la cambia, se deve mettere su la caldaia nuova non la mette, se deve fare i serramenti non li fa, e per cui è proprio un meccanismo questo che crea veramente un grande problema, ma come dicevo prima a tutti, sia al cittadino e sia agli imprenditori e alle imprese che lavoriamo. Ecco, ci sono state diverse segnalazioni a questo proposito, dopo vediamo anche il grafico gas perché il gas è un altro problema. Segnalazioni che ci sono pervenute di liberi professionisti artigiani, il classico elettricista, idraulico, impiantista, che hanno alzato, triplicato i propri costi su chiamata e di intervento e dicono ma l'energia elettrica non la paga perché tanto viene da me, il tempo, cioè, perché gli pago piuttosto, a parte la benzina che mi costa, ma non è possibile che abbiano fatto delle tariffe eccetera, e molti chiedono ma non esiste una regolamentazione, un ordine che stabilisce un tariffario eccetera, perché sono diventati costi esorbitanti. Teniamo conto che poi di questi professionisti, dico io tra parentesi, però li chiami non per piacere, ma perché è un'urgenza e hai bisogno di loro. Certo. È un po' un viziare un mercato, un drogare un mercato, no? Allora, per quanto riguarda dopo un artigiano, un professionista che aumenta i prezzi, come dicevo prima, la marginalità, se dopo uno fa i conti e vede che costi, manodopera, tasse che devo pagare, non mi salta fuori neanche lo stipendio che prende un collaboratore, sono costretto a aumentare i prezzi. Però questo succedeva anche ieri, non cambia già adesso? Non... Sì, però adesso con l'aumento che c'è stato delle materie prime, perché tanti non sono a conoscenza o non sanno che c'è un grande aumento delle materie prime, del cemento, del ferro, il prodotto non si trova, quello che si trova lo si fa pagare molto alto, il cappotto, il rivestimento delle case è schizzato alle stelle, guardi che non si trovano neanche impalcature da mettere attorno alle case per fare i lavori, non ce ne sono. E quelle che ci sono si fanno pagare, purtroppo speculazione è molto elevato, questo non fa bene a nessuno sicuramente. E gli artigiani che aumentano il costo di chiamata e quant'altro, direi anche di no, perché comunque c'è sempre un prezzario, Regione Veneto, e oggi abbiamo anche un prezzario in più che si chiama DEI, che è quello che fa riferimento anche ai bonus 110% e quant'altro, per cui ci sono dei prezzi calmierati che quelli sono indicativi, per cui dopo uno è libero di fare quello che vuole, perché per carità io non vado mica a dirgli quanto deve mettere il prezzo del cliente e questo lo farà in base alla sua azienda, al costo dell'azienda e quant'altro. Però insomma non credo che l'artigiano, che normalmente è un padre di famiglia e conosce anche le problematiche che ci sono nelle altre famiglie, certe volte noi artigiani stessi, proprio nel settore delle caldaie, degli impianti elettrici, facciamo noi un po' da banca ai clienti finali, perché magari l'urgenza ce l'hanno, perché senza corrente, senza caldaia non si può stare, beh li ricambiamo, poi aspettiamo un po' alla volta i soldi. Per cui... È che non tutti sono così onesti, si vede purtroppo. Comunque c'era un messaggio prima, volevo leggerlo, vediamo un attimo se lo possiamo mettere in onda dalla regia. Eccolo qui. Artigiano professionista da 30 anni e tra il costo della benzina aumentata e gas e elettricità la mia attività, anziché migliorare economicamente, va sempre più in basso. A pranzo ormai mangio panini per risparmiare.
Questo è uno dei problemi, ma questo non è un problema legato in questo momento qui, è un problema che si trascina da tempo. Noi come associazione con gli artigiani facciamo dei corsi anche di formazione per cercare di aiutare proprio gli artigiani che si trovano sempre a correre tutto il giorno e non si fermano a valutare un po' le situazioni, quali sono poi le varie tematiche che possono aiutarli per crescere. Perché oggi come oggi il mercato chiede sempre crescita e quant'altro, però allo stesso tempo aumentano sempre i costi e magari certe volte noi siamo così impegnati del lavoro, siamo così impegnati proprio a fare quel lavoro che non ci rendiamo conto che magari il prezzo che noi stiamo facendo rispetto ai costi che aumentano sempre a benzina, gasolio e quant'altro sono un po' più bassi. Allora bisogna cercare di capire un attimino e dare dei servizi, degli aiuti a queste persone qui, i nostri artigiani, che magari sono convinti di guadagnare, però alla fine dei conti non è così. Chiaro. Noi come associazione abbiamo tutto un percorso che andiamo ad aiutare, ad analizzare le realtà sempre che abbiamo la parte contabile di questa azienda all'interno della nostra associazione, perché se non abbiamo la parte contabile non siamo in grado di dare l'aiuto a questa associazione. Le ricordo che è da un po' di tempo che sta cercando il governo di emanare l'OCRI, che è l'organismo di controllo delle aziende, proprio per questi motivi qui. Allora è ancora fermo, non sta uscendo, sì. Però noi come associazione che vogliamo il bene dei nostri artigiani e sappiamo cosa vuol dire tutte le mattine alzare la saracinesca, se noi vediamo che ci sono sul bilancio, che poi facciamo la contabilità, qualcosa che non va, lo chiamiamo, gli diamo dei suggerimenti, mettiamo in atto magari dei percorsi perché possa, insomma, magari andare a casa un'ora sera prima, alla sera, stare con la sua famiglia e magari guadagnare il giusto, non di più, il giusto. Chiaro. Vediamo anche l'altro grafico relativamente sempre agli aumenti energetici, qui parliamo invece del gas. Anche qui questa è una proiezione che c'è stata, vediamo la slide successiva, che quelle sono le situazioni. Eccola qui, cosa vediamo? Anche questa qui è sempre il problema del gas, questo qui, siamo passati da un prezzo a 0,20 circa centesimi al metro cubo a oggi a pagarlo a 0,65 centesimi al metro cubo. Sono convinto che chi ha le macchine che vanno a gas se ne sono accorti subito perché è quasi triplicato il pieno dell'automobile. Arriva a 1,05 addirittura? Sì. Purtroppo, devo dirlo, sarà un prezzo che non è destinato a fermarsi, ma perché? Perché paghiamo un po' il sistema Europa, paghiamo un po' le difficoltà che ci sono per l'approvvigionamento del gas da parte dell'Europa, paghiamo un po' il problema delle scorte che noi abbiamo fatto di gas, per cui abbiamo lo stoccaggio che sono a metà di volume invece di essere completi, e paghiamo anche un po' il problema della, come si può dire, della rigenerazione urbana, della transizione ecologica. La transizione ecologica ci costa una caterva praticamente. Esatto. Tenga presente invece che se sostenibile è insostenibile. Ecco. Tenga presente che da 2 o 3 anni a sta parte, dove c'era un'estrazione di circa 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi andiamo circa a 4 miliardi. Mamma mia. Per cui da 3-4 anni a questa parte il nostro governo, i nostri politici hanno sempre ridotto un pochettino, sempre di più, le estrazioni, e anche questo oggi ci troviamo in difficoltà. Questo per favorire un po' anche la carbon tax, la riduzione del CO2 e proprio la transizione ecologica e quant'altro, però è stato fatto senza pensare di accompagnare questi processi con un processo di introduzione delle energie rinnovabili o di altre realtà. Cioè non posso fare un sistema, bloccarlo, creare un problema e cominciare a costruire un cosa per risolvere il problema. È quello che si dice sempre anche con il bonus o con quant'altro. Sono processi che devono essere accompagnati, questi, non calati dalla sera alla mattina, perché si manda in tilt tutto quanto il sistema produttivo, lavorativo e si crea tensione dal punto di vista anche psicologico delle persone. È sociale. Allora Presidente, andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo, vediamo anche quelli che sono i bonus 110, quanto è rimasto nella nuova legge di bilancio, che è altrettanto importante per poterne fruire chi ha la possibilità di farlo. A tra poco.